Tonino era una sorta di monumento vivente all'armonia. I suoi racconti erano belli come le sue poesie. Lui è stato l'ispiratore della mia vita. Lui si definiva un comunista zen. La forza della fantasia. Perché Tonino Guerra aveva una componente umana che andava oltre il suo dire, che pure era importante. Perché leggere Tonino è una benedizione.